Signori, ci accomodiamo e iniziamo la presentazione di una pubblicazione che fa sintesi di quanto avvenuto a Vicenza, per quanto riguarda le vicende bancarie. Io vi annuncio già, sono scortesissimo, farò il saluto iniziale e poi devo tornare in aula perché appunto, come avrete colto, la giornata è piuttosto movimentata per quanto riguarda appunto le attività del Consiglio, quindi scusatemi se appunto fra un po' vi abbandoneremo il collega Conte, che ha seguito con la propria commissione d'inchiesta in maniera puntuale e precisa, svolgendo un ottimo lavoro anche appunto con il supporto dei nostri uffici. È sicuramente la persona che ha seguito e ha verificato quanto avvenuto nel sistema bancario e finanziario del Veneto negli ultimi tempi. Peraltro relazione che abbiamo poi portato assieme al Presidente Grasso, Presidente del Senato, perché possa essere una base appunto anche di lavoro e di inizio, mi auguro, di una commissione d'inchiesta che spero prima o poi parta anche a livello parlamentare, che ha poteri e possibilità di incisione molto più ampi della commissione d'inchiesta regionale. Quindi abbiamo voluto, visto appunto l'interesse che c'è stato nel Consiglio regionale, le attività fatte sia in forma, chiamiamola politica, con mozioni, con iniziative in aula, sia con quella della Commissione, abbiamo colto questa opportunità di presentare questo approfondimento in maniera anche così ufficiale qui in Consiglio regionale. Ringrazio chi ha collaborato a questa pubblicazione e mi auguro e spero che sia un ulteriore tassello per fare chiarezza di quanto avvenuto nel nostro tessuto sociale, economico e produttivo, e che appunto le cose che andiamo a approfondire, le cose che andiamo a mettere in luce servano a far sì che degli anticorpi positivi possano essere presenti da qua in avanti per evitare che situazioni come quelle che sono capitate e che hanno visto molti risparmiatori e molti azionisti perdere in maniera clamorosa i propri risparmi, appunto cose come quelle che abbiamo visto non si ripetano più, perché appunto bisogna comunque mettere in moto delle dinamiche di controllo, delle verifiche che evitino appunto il ripetersi di situazioni come quella che abbiamo visto. Io appunto sono scortesissimo, vi lascio la conduzione al collega Maurizio Conte per appunto continuare l'approfondimento e la presentazione della pubblicazione Vicenza, la città sbancata, del titolo purtroppo assolutamente di attualità. Grazie. Ringraziamo quindi il Presidente Ciambetti, soprattutto appunto della disponibilità come Presidente e come Ufficio di Presidenza. Abbiamo appunto colto l'occasione che appunto ci è stata proposta dall'avvocato Franco Conte, Presidente di Codacons, e che rappresenta poi anche in questo momento altre associazioni in difesa dei consumatori. E in particolare appunto ringrazio della presenza l'autore Giovanni Cogliello, autore appunto di questo libro che possiamo dire riporta tutto quello che è stato scritto nell'ambito appunto della stampa dal 2010 fino appunto a quello che è successo tra il 2015 e il 2016. Una situazione che vede appunto la crisi, in questo caso della Popolare di Vicenza, ma che sappiamo, abbiamo appunto affrontato come Consiglio regionale, come crisi di un sistema veneto,
particolare delle due principali banche colpite, quindi la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e soprattutto cosa hanno causato nell'ambito di quel sistema sociale ed economico veneto, quale pesante dati pesanti che stanno appunto uscendo, non solo appunto di quei risparmiatori, dobbiamo ricordare che sono risparmiatori, non sono azionisti, che sono stati appunto truffati da queste banche, ma soprattutto da chi ha gestito queste banche, perché l'obiettivo anche delle istituzioni in questo momento è di rimettere un po' di credibilità nel sistema, soprattutto qui in Veneto, un sistema creditizio che dovrebbe sicuramente dare sostegno alla ripresa economica in una crisi. Oltre appunto all'autore, ringrazio soprattutto anche chi vuole portare la sua testimonianza come appunto risparmiatori, ma anche appunto imprenditori. In particolare ringrazio Dario Luison, imprenditore di Vicenza, Maria Teresa Roda, azionista di Veneto Banca. Grazie a voi. E poi, insieme appunto a Dario Luison, la presenza anche di Cristian Maliverni, presidente Veneto e nazionale dei ristoratori del Compartimentato, che ringrazio appunto la presenza, e poi sicuramente anche delle sue parole che dirà a questa conferenza. Io vorrei mantenere i tempi abbastanza contenuti, visto che i tempi sono ristretti anche per quanto riguarda l'attività del Consiglio, ma soprattutto vorremmo essere incisivi. Penso che di parole purtroppo siano state fatte tante, noi vorremmo appunto concretizzare. Quindi do subito la parola a Giovanni Coviello. Grazie. Allora, cerco di presentare qualche immagine in modo da aiutarmi e anche soprattutto nei tempi. Mi permetto di, siccome sono amato per essere un contraddittore, contraddico subito il consigliere Conte in questa cosa. Lui ha detto che questo libro riporta tutto quello che è stato scritto alla stampa dal 2010 in poi. È una parziale verità, è tutto quello che Vicenza più da sola, e qui non ho tema di smentite, ha riportato sulla vicenda della Banca Popolare di Vicenza. Da sola più alcuni mezzi nazionali, perché i mezzi locali, questa non è un'opinione, è un fatto documentabile. Fino a poco tempo fa parlavamo di banca in crescita, di grande banca, di grandi complotti, eccetera, eccetera. Questo soltanto per precisare. Questo è il titolo. Quando io presento questo libro dico una cosa che la ripeto anche qui: noi siamo orgogliosi come Vicenza Più di aver prodotto questa raccolta di articoli. Intanto il progetto è mio, molti articoli sono miei, ma in effetti il libro è frutto del lavoro della mia piccola redazione che da 10 anni cerca di fare informazione indipendente a Vicenza e dove può, senza avere finanziatori, anzi tipicamente avendo per queste operazioni, avendo una cancellazione di campagne pubblicitarie. Qualcuno ha definito questa una operazione commerciale. Se qualcuno comprerà il libro si faccia due conti di quanto costa stamparlo e di quanto è costato realizzarlo e faccia le sue conclusioni. Commerciale non può essere, perché noi tipicamente, raccontando alcune verità, siamo scomodi ad alcuni, siamo comodi ai lettori, ma siamo scomodi ad alcuni, quindi noi pubblicità istituzionale, tra virgolette, ci viene tipicamente tolta e non data. Siamo orgogliosi perché noi viviamo e lavoriamo per i lettori. A 65 anni mi posso permettere questa libertà faticosa e insieme ai giovani che stanno con me continuo a permettermela. Quindi è una raccolta di articoli dal 13 agosto 2010, quando abbiamo lanciato il primo campanello d'allarme sulla situazione della Banca Popolare di Vicenza. Il primo lancio è addirittura una ripresa di un'agenzia di rating Fitch. Poi c'è Moody's, possiamo dire che le agenzie di rating sbagliano anche loro, sicuramente è successo con la Lehman Brothers, però non può essere una foglia di fico nascondersi dietro un errore per nascondere quella che è stata una continua accendere lampadine rosse su una banca che andava sempre peggio, fino ad avere già intorno al 2011 un rating sui mercati internazionali che la portavano a essere definita degna di titoli spazzatura. Ormai questi termini li conosciamo un po' tutti. Rating sappiamo che cos'è, è una valutazione di solidità della banca, e in base al rating
la banca può comprare sul mercato del denaro a interessi più o meno alti. Quindi è la stessa banca non solo però che commissiona i rating, perché ha bisogno dei rating per poter comprare a meno o più il denaro. Quindi questo mi ricorda alcune pagine del giornale locale che intervistava il signor Samuele Sorato, il signor Zonin, anzi cavaliere dottor così che si prima della citazione contro di me, quindi rispetto ai titoli, Zonin, Giuseppe Zigliotto, ex presidente di Confindustria, in cui sostenevo la tesi che ci fosse una trama della Fitch che addirittura nei primi rating che l'aveva informato il giorno prima, c'era il giornale locale che amplificava questa notizia. Non voglio pensare all'inesperienza dell'attuale capodirettore di quel giornale, ma in esperienza non arriva a non sapere che il rating di un'azienda non può essere comunicato all'azienda per telefono il giorno prima, perché l'azienda è pagata da chi gliel'ha commissionato, e quindi andare a minacciare, addirittura mi ricordo sul giornale locale Squadre il dente batte dove ai soci duole, perché io non sono socio della Popolare di Vicenza, minacciava denunce, i 3 personaggi di prima minacciavano denunce contro la Fitch, e addirittura il Sole 24 Ore, che non mi sembra un giornale, non mi sembra né il Manifesto né il Secolo di una volta, lo prendeva in giro. Ma cosa sta dicendo? Puoi contestare una valutazione, non puoi denunciare per un lavoro che hai commissionato. Purtroppo io dico, quindi sono felice come direttore e sono felice come coordinatore di questi ragazzi di aver fatto quel lavoro che vi presentiamo. Sono infelice perché questo lavoro fotografa un dramma del territorio. Questo dramma del territorio vuol dire non soltanto 6 miliardi e mezzo di valore patrimoniale delle azioni che 118.000 soci avevano, poi possiamo fare distinguo, a questo si aggiungono i 5 miliardi di Veneto Banca, con una vicenda analoga anche se non uguale. È un dramma per il territorio che Repubblica valutate, cito Repubblica, ma posso citare altre testate, il danno, scusa? Sì, sono 118.000 popolari di Vicenza. Sì, circa, qualcuno in più, di cui la metà circa acquisiti negli ultimi aumenti di capitale. Questo è importante sapere questa cosa, no? Perché non erano tutti i soci che hanno confermato le partecipazioni, circa la metà, 58.000, cito a memoria ma scritto, sono stati acquisiti negli ultimi aumenti di capitale, quindi evidentemente in perfetta buona fede. Lo stesso vale per Veneto Banca, in cui sono circa 88.000, e anche lì una buona parte acquisiti negli ultimi aumenti di capitale. Questa è cronaca, non è valutazione, le valutazioni noi l'abbiamo fatta e fatele anche voi. Repubblica, ma questo l'hanno fatto anche altri mezzi, valuta il danno per il territorio non in 6 miliardi e mezzo più 5, che sarebbe 11,5, ma circa 40 miliardi di euro per l'indotto, per le aziende che falliranno, anche quelle buone che hanno perso soldi nella banca. Lasciamo stare i grossi che hanno fatto dei giochetti, perché c'erano anche quelli, no? Hanno perso soldi, piccoli imprenditori, medi imprenditori, ma anche grossi imprenditori che hanno perso soldi, e che di conseguenza c'è chi potrà assorbire queste perdite e chi non potrà assorbire le riverserà non pagando o cacciando gente o chiudendo. Quindi hanno valutato in circa 40 miliardi il danno reale. Se oggi sta parlando di una manovra, qui l'onorevole Moretti ci può aiutare, di circa 25 miliardi di manovra finanziaria dello Stato, il Veneto ha subito una manovra di 40 miliardi. Questo punto. Quindi torniamo un pochettino a noi. Quindi è un libro che raccoglie articoli pubblicati da noi, non commercialmente, altrimenti avremmo avuto tanta pubblicità in più. Questa è la pagina che compare anche oggi, la 2 per cortesia. Facciamo rapidi così non vogliamo qui guadagniamo il tempo. Questa è la stessa pagina che compare oggi sul Corriere del Veneto, e qui mi faccio aiutare per brevità leggendo soltanto 2 recensioni, perché io poi vorrei parlare, siccome ho conosciuto l'avvocato Conte in questa situazione, quindi lui mi invita più a parlare del futuro che non del passato. Ha ragione, perché il passato ci aiuta a capire cosa è successo, ma il futuro non è gestito dal passato. Poi tornerò. Io ho avuto varie recensioni, leggo le 2 che ho usato sul libro inizialmente, perché inizialmente non molti credevano a questo libro. Quelle che mi sono costate di più, sì, esatto. Quelli sono gli ultimi libri della seconda ristampa fisica, quindi noi abbiamo venduto la prima edizione, la prima ristampa, la seconda ristampa, e andremo alla seconda.
€9,90 per chi dice che questa è un'operazione commerciale, lo faccia chi lo dice. Allora, Stefano Righi, Corriere della Sera e Corriere Economia. È un giornalista che scrive da un sacco di tempo di questi problemi, e ne ha scritto anche in tempi non sospetti. Oggi siamo tutti bravi a riempirci la bocca di quello che si doveva fare, di quello che si poteva fare, chi ha chiuso gli occhi, chi era cieco. Qui scrive Righi, che forse ne scrive meglio di me sicuramente quello che abbiamo fatto. Il grande merito, non l'unico, di Vicenza, la città sbancata, sta nell'esercizio della memoria. Tra il primo allarme sulla situazione della Banca Popolare di Vicenza e l'arrivo del Fondo Atlante sono passati 6 anni che vengono puntigliosamente ricostruiti. Nulla è accaduto in una notte e queste pagine mostrano come, giorno dopo giorno, chi poteva e doveva intervenire si è voltato dall'altra parte, ha chiuso gli occhi, lasciando 118.000 soci nel buio totale delle loro perdite finanziarie. Un altro collega, Maurizio Crema, responsabile di economia del Gazzettino, scrive: quasi 6 anni di scritti corsari. Ieri qualcuno ha paragonato il cavaliere del lavoro, dottor Gianni Zonin, a un capitano di una nave. A me piace essere corsaro, forse lui è stato un pirata, però quasi 6 anni di scritti corsari che hanno raccontato la genesi di una delle crisi bancarie più pesanti degli ultimi decenni, quella della Popolare di Vicenza, e anche la fine di un mito in una città ricca e sempre molto troppo riservata, quello di Gianni Zonin. Una battaglia coraggiosa e difficile, quella di vicenzapiù.com, da leggere e rileggere per non cadere più in tentazione. Sembra un messaggio un po' messianico, ma comunque penso che sia. Ringraziamo anche poi, non sto a citarvi Giorgio Meletti del Fatto Quotidiano, non sto a citarvi Vittorio Malaguti dell'Espresso, non sto a citarvi tanti colleghi che ci hanno dimostrato apprezzamento per un lavoro. Questo libro non è facile da leggere perché non è stato scritto dopo, quindi non racconta la storia in maniera romanzata, è una raccolta di articoli, quindi chi lo leggerà ci perdoni se ci sono dei salti da togliere il fiato, ma sono gli articoli in cui non è stata cambiata una virgola, corredata da video, corredata da foto, in cui raccontiamo numeri, fatti, purtroppo che sono verificati. Ho quasi finito il mio tempo, dico bene, no? Giusto? Allora, bisogna pensare al futuro. Il futuro non si gestisce in questo modo in Italia, in cui per controllare un giornale, quello di Vicenza, per inciso, un giornalista non è tale se, esagero nel termine, un giornalista non è tale se non viene querelato qualche volta, se non subisce qualche condanna qualche volta, e un giornalista non è tale se si sente... Fino adesso non vedo la differenza con un politico. Io sto arrivando al dunque. Non è tale se. È chiaro che deve avere una coscienza pulita con i lettori. Se i lettori smettono di leggerti, quella è la condanna vera, unica, che conta. L'altra condanna è la capacità economica di andare avanti. Infatti noi stiamo sempre più spostando il nostro modello di business, chiamiamolo così, trascurando, dedicando meno tempo alla pubblicità e coinvolgendo di più i lettori con abbonamenti, iniziative editoriali, in modo da essere legati a un solo padrone, molto numeroso ma multiplo, che sono i lettori. Noi abbiamo raddoppiato in pochi mesi i nostri lettori. I lettori di un web sono misurabili facilmente, non sono fandonie. La nostra struttura di controllo, Media Choice è una piccola diploma, esiste da più di 10 anni. Primo numero di Vicenza Più, 25 febbraio 2006. Ci dissero due cose: durerete tre numeri, stiamo a 290 come numero di edizione, e soprattutto un consiglio: non toccate gli interessi economici. I numeri li abbiamo superati pur toccando gli interessi economici. Questa è la catena di controllo dell'editore di Giornale di Vicenza, Arena di Verona, Brescia Oggi, Giornale di Mantova, TV Arena. Allora, tutto lecito, a parte un po' di fiduciari che ci sono in giro, tutto lecito, ma se ci abbiamo messo, io poi ho gestito aziende, ho fatto fatica a fare questo disegnino qui, che si fa fatica. Ci sono intanto da notare tante società incrociate fra di loro, il controllo finale è Confindustria Vicenza e Confindustria Verona, per semplificarvi il discorso, però con 1000 incroci in cui noi rimproveriamo sempre ai politici di essere amanti delle poltrone
controllate e contate le poltrone di questi consigli di amministrazione, sempre con gli stessi nomi, sempre con gli stessi nomi. Chi vuol vedere questa mappa su vicenzapiù.com la trova e la trova identificata. Io chiedo soltanto una piccola venia al consigliere. Questi due modi diversi di approcciare la notizia. Quando furono indagati altri 3 a Vicenza, il Vicenza ha titolato Locandina, Banca Popolare di Vicenza, ci sono altri 3 indagati. Corriere del Veneto, che pure ha nella società, nel 49% della superficie c'è anche il signor Zolin, Popolare di Vicenza, indagato Zuccato. Zuccato è persona rispettabile, facciamo tutti questi stimoli che ormai è normale fare, no? Però se qui c'è qualche giornalista, la seconda è una notizia, la prima è una copertura. Operazione commerciale. Mi passi questa qui, la 4 se non sbaglio, 4 bis. Noi, e poi veramente vi chiedo scusa, noi siamo usciti il 25 febbraio 2006, il 14 aprile 2007 pubblicammo a Vicenza la ragnatela. Era l'intreccio lecito, ripeto, lecito, di partecipazione societaria. Quella ragnatela di prima è fatta sulle camere di commercio, non è fatta Tizio mi ha detto che, sono misure camerali, quindi pubbliche. Questo articolo fu fatto ad aprile del 2007 pubblicando quelli che allora secondo noi erano aziende, nomi, intorno ai quali ruotavano interessi di Vicenza. C'è sempre Atesis, Pifin, che c'è adesso, Sichi, che c'è ancora adesso, Figni, che c'è ancora adesso, Bisazza, Calearo, Amenduni, Ingui, Mezzalira, Fortuna. Questa è storia. La storia parallela è questa, che noi in quel numero per la prima volta avevamo la pubblicità della Banca Popolare di Vicenza. È il numero 5 se non sbaglio, no, è sempre quel cosa lì. Vabbè, abbiamo la pubblicità, il giorno dopo ci hanno chiamato cancellando la pubblicità, nessun problema. Noi rispondemmo alla banca che non c'era nessun, io risposi in quel caso, ancora non ero direttore del mio giornale, nessun problema, facciamo così, come per noi eravamo dei clienti di riferimento, la campagna non la pubblichiamo più, ci pagate tutto e ci pagate a prezzo di listino perché era un prezzo particolare. L'hanno fatto subito, hanno pagato tutto a prezzo di listino, tutta la campagna completa pur di non uscire a prezzo totale. Sto saltando tutto, saltando lo spot che dice quanto siamo bravi, salto Achille Variati e Zonini sempre abbracciati per simpatia con l'amica Moretti. Hanno battuta queste qui. Tanto troppo per dire. E ti rivedo finalmente. Allora, visto che parli di citazioni, stavo chiudendo, finiamo con una citazione. Dicevo che un giornalista come tale se non ha un po' di querela, un po' di condanne. Il Fatto Quotidiano, che è un giornale che è aggressivo e dice le cose come stanno, poi possiamo condividere oppure no, ha 141 querele in corso, ha circa 700 provvedimenti in corso, di cui quasi tutti vinti, con una richiesta di danni per 141 milioni di euro. Noi abbiamo circa una ventina di procedimenti, abbiamo avuto nel tempo, tra cui uno felicemente non ha neanche disputato la gara con una vostra collega, e abbiamo avuto richieste di danni per circa 1.300.000 euro, le altre le abbiamo vinte chiaramente, c'è questa da 1 milione di euro che il signor Cavaliere del Lavoro, dottor Gianni Zonin, come presidente della Fondazione ROI, che io non conoscevo prima onestamente, come presidente della Fondazione ROI ha citato e sottoscritto per 1 milione di euro e anche più, ha detto, cioè bontà vostra, per aver, secondo lui, diffamato la Fondazione ROI. Noi abbiamo pubblicato, e forse diventerà il prossimo libro, tutti i dati, non le chiacchiere, tutti i dati sulla sottoscrizione di azioni della ROI da parte della ROI con il presidente Zonini che comprava lui 29 milioni di azioni, a parte le 2 che aveva di lascito, mentre lui era presidente della banca che vendeva le azioni. Noi abbiamo pubblicato che ha comprato un cinema abbandonato, il cinema Corso, pubblicando gli atti notarili. Abbiamo detto alla ROI, certamente, allora noi abbiamo pubblicato dei dati e allora, siccome per Zonini abbiamo diffamato la fondazione mettendoli in guardia dal suo consiglio di amministrazione, noi il 25 andiamo in udienza. Vedete che la giustizia non è lenta. Voi pensate che non sia lenta la giustizia?
la causa Zonin contro Coviello si fa il 25 di ottobre e siamo felici, così almeno qualcuno da Vicenza mi fece arrivare un messaggio, non Alessandra, un messaggio dicendo: vedi che la facciamo togliere. Io ho detto no, voglio andare a processo, che siccome mi mancano, stiamo registrando, quindi questo poi dopo pubblicheremo, mi mancano tanti dati e mancano anche ai politici tanti dati, nel processo il giudice dovrà farmi difendere, no? Oltre ai dati che ho pubblicato, io vorrò avere tutti gli altri dati, siccome è una fondazione, la fondazione non si possono avere dati, fine. Io avrei concluso, guarderei avanti, attenzione, noi abbiamo, e lo faremo, stiamo seguendo le vicende della Banca Popolare di Vicenza, abbiamo seguito anche Veneto Banca, però è un po' più distante dal territorio, per cui siamo più dentro, non siamo tanti, siamo quelli che siamo, e il lavoro siccome bisogna fare meglio documentato. Abbiamo seguito anche Veneto Banca, ma abbiamo seguito in particolare la Popolare di Vicenza. La Popolare di Vicenza, a nostro giudizio, ha commesso degli atti molto più gravi della Veneto Banca, attualmente la Procura di Roma, che ha l'inchiesta su Veneto Banca, ha dato gli arresti domiciliari a consoli e ha sequestrato 45 milioni di euro. Prendo atto che la Procura di Vicenza ad oggi non ha fatto niente. La Procura di Roma ha indagato tutti i membri del Consiglio, tutti i sindaci. La Procura di Vicenza non mi risulta che lo stia facendo. Sicuramente il dottor Cappelleri sta facendo il giusto, arriverà come Nordio, in cui Nordio non ha detto mai niente ed è uscito mandando la gente ad arrestare. Quindi può essere questa la politica, se è così io plaudo Cappelleri e gli altri. Se non è così, ma questo lo vedremo dopo, chiudo soltanto con una notazione. Noi lavoreremo per scoprire quello che è successo e per raccontarlo. La soluzione però per i soci, per Loisone, per Roda e per tutti gli altri che qui non sono, non è se poi Zonin o Sorando o Zuccato o Zigliotto vanno o non vanno in galera, vengono condannati o non, perché potrebbe essere anche è successo con Paratà che non sapevano niente, può succedere, no? Abbiamo visto chi ha avuto casi in omaggio a sua insaputa, ma detto questo io penso che quello porti un contributo alla verità, non porta nessun contributo alle tasche di chi i soldi li ha persi. Quindi attenzione, non parliamo troppo, lo dico a me stesso, soltanto del passato che dobbiamo scavare, parliamo di più di quello che sta facendo oggi la Popolare di Vicenza, che a mio modesto giudizio sta attuando tutti i sistemi nell'interesse del nuovo azionista Atlante per non dare un centesimo ai vecchi soci. In questo purtroppo spalleggiato dalla politica, e qui uso un termine generico, quindi poi ognuno dirà che si prenderà le sue responsabilità, quando un politico dice signori forse sono stato corresponsabile, però è inutile illudere i soci che non succederà più niente, che prenderanno qualche soldo, perché prenderanno soltanto delle briciole, è falso. Noi ci stiamo impegnando in tutti i livelli, briciole. Io vi invito a leggere anche noi, questa sia operazione commerciale, leggeteci, perché noi stiamo seguendo in parallelo a quella che è l'informazione sul passato, che è importantissimo, stiamo seguendo la gestione attuale, stiamo denunciando gli sprechi attuali, stiamo denunciando gli allungamenti dei tempi attuali, ci stiamo occupando del fatto che la nuova gestione della Banca Popolare di Vicenza non ha cambiato un consiglio di amministrazione della Banca Nuova, in cui c'è ancora Breganze, di Fondazione Roy, in cui c'è ancora Breganze e così via. Stiamo molto attenti all'attuale. Ieri, e veramente chiudo, l'altro ieri è uscito un articolo in 2 versioni. Stefano Lorenzetto, veneto, veronese, che ha scritto un libro che ho letto, Hic sunt leones, qui ci sono i leoni, cioè quei tosti, ha scritto un articolo completo sulla verità. Affiancato, la verità è il giornale di Belpietro, affiancato un altro articolo che andava a fondo sull'inchiesta. Quell'articolo può essere più o meno giusto, più o meno criticabile e così via. L'ho scritto a Lorenzetto chiedendo un'intervista, ma io ho 65 anni, lui ha 60, non c'è tempo da dedicare a queste cose, l'ho preferito. Lo stesso articolo, tagliuzzato e con una foto che mentre in un caso si parlava di scandalo, nell'altro si vedeva la foto di Zonin premiato napolitano, lo stesso articolo tagliuzzato sembra tanto, adesso ti do uno schiaffetto, ma tanto lo schiaffetto in fondo non mi dispiace, perché al lettore rimane una cosa, rimane che sì, ha fatto un po' di pasticcio, però era un bravo toso, ha lavorato tanto, zio Domenico era iniziato a lavorare, seppure lavorato un po' tardi, non si sa ancora dove, perché l'abbiamo chiesto, non lo sappiamo,
chiudiamo, c'è ragione, quindi attenzione, guardate avanti perché quei soldi lì, e quindi uccideranno, chi ne ha diritto li può recuperare fino in fondo, non aspettando che la banca vada in mano ad altri. Grazie. Grazie.